Le riprese questa volta sono addirittura multiangolari. D'altro canto non era mai capitato che un tuffo dal ponte di Rialto avvenisse alla luce del giorno davanti a così tante persone, alcune delle quali incuranti del pericolo hanno persino applaudito, e soprattutto con così tanto traffico sul Canal Grande. Questa volta peraltro il tuffatore non solo non è un turista straniero, ma è addirittura del comune di Venezia, residente a Favaro Veneto, rintracciato e sanzionato poco dopo dalla polizia locale. Marco Bellato è presidente della municipalità di Favaro. Ci dispiace che a farlo sia stato un nostro concittadino di Favaro Veneto e speriamo che venga punito con la giusta punizione e che non commetta più atti del genere in futuro. Si tratta di atti che, oltre a mettere in pericolo la persona che pone in essere certe condotte, mettono in pericolo anche l'incolumità di altre persone, perché in quel momento il Canal Grande era molto trafficato. Ma soprattutto si tratta anche di atti che sono l'ennesimo sfregio alla nostra bellissima e fragile Venezia. Nel novembre del 2016 un marinaio neozelandese era morto per le conseguenze di un tuffo dal ponte di Rialto avvenuto la notte del 12 agosto e concluso schiantandosi contro un taxi acqueo. Una tragedia che non ha evitato altri tuffi, anzi il fenomeno da allora è ancora più diffuso. Il caso recente, più clamoroso, è quello di un inglese saltato dal tetto di un palazzo di San Pantaloni in Rio Novo. Ma appena qualche giorno fa, ancora a Rialto, un francese aveva attraversato il Canal Grande a nuoto da riva a riva. Secondo Sara Arco, delegata al turismo della municipalità di Venezia, è una delle conseguenze più estreme di una città talmente turisticizzata da essere oramai considerata da molti un parco divertimenti in cui tutto è concesso. Noi non possiamo pretendere dall'amministrazione che prevenga ogni singolo caso, però certo dobbiamo e vogliamo da questa amministrazione che faccia di tutto per smentire l'idea che a Venezia si possa fare tutto e che Venezia sia un parco divertimenti dove ci si può comportare in ogni modo. Come provocazione, Sara Arco ha postato nella sua pagina Facebook un cervo che si riposa placidamente adagiato in campo San Zaccaria. Ovviamente si tratta di un fotomontaggio, ma è vero che in città non manca davvero niente. Oltre ai tuffi nei canali di Venezia si pratica il nuoto sincronizzato, oppure si può scorazzare con i surf elettrici sotto il ponte dell'Accademia e infine concedersi un bagno rilassante aiutati da una gentile signora. Inarrivabile rimane il tuffo con la tavola da surf dal Ponte degli Scalzi. Le possibilità a terra sono sconfinate, dal passeggiare nudi a beneficio degli scatti di una macchina fotografica, qui siamo a San Tomà, allo scorrazzare in Vespa lungo la fondamenta delle Zattere, oppure riposarsi stendendosi in gruppo con dei teli da spiaggia in mezzo a Piazza San Marco.